sono spenti a Carboni i riflettori della 13ª edizione del Sulcis Iglesiente Espone, la grande vetrina di chi crea, produce e col proprio lavoro detta i tempi di un territorio meraviglioso che sa veramente regalare bellezza. Anche nell'arte. Questa è un'occasione in cui il Consorzio Fieristico Sulcitano organizza davvero una serie di iniziative che noi vogliamo raccontarvi, senza un ordine logico-cronologico, ma con il piacere delle emozioni che abbiamo vissuto e che vogliamo condividere con voi. Seguiteci e ne vedrete delle belle. Canto da pinteso mia, canto il pizzi mia, sa di terra de capizza, e so scanto le zizi e pazzola, ascolta ia. Canto da pinteso mia, canto il loco d'oro, di lo stesso coro e ballos, dai saoghe de Maria. Canto da pinteso mia, quando i dienza cavalcata in processione sos costumer de sos ardos, con tiu barore, sos catitor de Sayara, su turrone de Donara, baronessa tirania, libera sa gente tua, e spiegata messa tutta, quando viero da chiamata, me ne manda, me ne mea. Se color de mammutone sei, soccadore sei, ammamoiata de obivia. Canto da pinteso mia, sutta sormurale, scanto sa tenore, mi sa parvagia murra bella yoga, se luna con su sole, canto pare carasau, e fatto canonau, dai su casa su pastore, sarse ad arrean colore, in su mare mura vera, sarlo me danzonan tutto un paratrullallera. Terra mia, tu eser mia, festar de gallura, campidano e baronia, domo mia, tu eser mia, che un'istella in custo che lui meravigliosa. Tu sei sa mia, è buon, è buon. È buon, è buon. Sos catitor de Sayara, su turrone de Donara, baronessa tirania, libera se gente tua, in su mare mura vera, sarla me danzonan tutto un pare trullallera. Terra mia, tu eser mia, fester de gallura, campidano e baronia, domo mia, tu eser mia, è un'istella in custo che lui meravigliosa.
Carbonia per la 13ª volta si accendono i riflettori su questa grande iniziativa, il Sulcis Iglesiente Espone. Il consorzio fieristico sulcitano organizza fin dalla prima ora questo evento che mette insieme le persone, che invita chi ha la forza di produrre, la voglia di esporre, a confrontarsi, a raccontarsi, davvero ad illuminare il proprio fare, il proprio sapere, affinché tutti possano avere un'attenzione particolare per quest'area della nostra terra che è il Sulcis e l'Iglesiente, che appunto si trova ad esporre. E Mauro De Santis, che è il presidente del Consorzio Fieristico Sulcitano, è un po' il motore di tutto questo. Come nasce quest'idea? Sì, hai detto bene, caro Giuliano, è veramente importante riuscire a regalare alla città di Carbonia e al territorio una vetrina importante dove le produzioni, le particolarità, quelle che sono davvero il saper fare dei nostri artigiani, dei nostri produttori, dei nostri agricoltori e allevatori si confrontino in una 2 giorni come questa 13ª edizione della fiera, per regalare ai visitatori e il far conoscere appunto le loro produzioni. E tutto questo contornato da una miriade di colori che sono appunto il mondo del folklore sardo, che oggi grazie a te Giuliano è presente qui a Carbonia. Quindi lo spirito è proprio questo, far conoscere Carbonia ancora di più, il nostro territorio, e dare 2 giorni di allegria, di spensieratezza, pensando un po' a tutti quelli che in questo periodo purtroppo di difficoltà economiche di questo territorio staccano un attimino la spina e fanno in festa tutti quanti insieme a noi del consorzio, assieme all'amministrazione, assieme agli artisti che sono presenti, a te Giuliano, che non avremo mai parole giuste per ringraziarti per tutto quello che stai facendo per la nostra città, il nostro territorio, ma anche tutti gli altri artisti coinvolti in questa 2 giorni. Tra tanti colori che sfilano non potevano mancare le soste per alcune danze. La prima che andremo a vedere insieme è quella offerta dal gruppo folk Santa Giuliana di Serbariu, che ha saputo mantenere quel volto tradizionale in una città che ha 80 anni e che cammina ovviamente con lo spirito di una modernità.
In occasione di massima gara, soprattutto per il matrimonio, per le cerimonie molto importanti, sovrapponevano diverse gonne fino ad arrivare appunto a 7, delle volte addirittura mettendo una sorta di strofinaccio nei fianchi per aumentare il volume dei fianchi e aumentare ancora di più anche il volume della gonna.
Sardegna che si ritrova nei vari ambiti, la Sardegna che produce e che espone, ma anche quella che sfila con l'orgoglio di un'appartenenza, che a un certo punto si ritrova nella splendida cornice di Piazza Roma per regalare uno dei balli più belli che si siano mai visti. Guardate queste immagini. Ballande lutto tumpare su ballo a Santiga moda, tu due sì che sa roda ti paghe di inghiriare, a passo deve tornare a su sono cadenzato dai so che accompagnato a Bolu deve andare. Prosa festa de Ocannu ballate tutto in allegria, e tue case hermano in mezzo de sa pizzinnia, alligrata su coro l'intendo in suo sentidos, cannoidos ardente chier ballende a manu tenta, ma alligrata in su coro l'intendo in suo sentidos, cannoidos ardente chier ballende a manu tenta, in sa stessa deita. E si intende in sos passos chi dirli rienne mi fa che ballare, sos pizzinos chi sungi rende a ballutundu, e si prende in suo braccio su un pare a giugende ti fa che bisare, tu ballare e giuga in su coro giogundu, in sa stessa deita. Alligrare sul coro l'intendo in suo sentido, caballidos attente chier ballende a manutenta, ma alligrare sul coro l'intendo in suo sentido, caballidos attente chier ballende a manutenta, sa stessa deita. Quindi l'applauso più forte di Carbonia è per voi, grazie davvero, siete stati fantastici, e grazie a Giuliano che è stato, diciamo, colui che tutta questa macchina l'ha messa in moto, veramente con tanta emozione vi dico ancora grazie, speriamo di rivederci il prossimo anno con ancora, diciamo, delle cose più grandi e più belle di queste. Grazie davvero a tutti voi, forza la Sardegna! Scorrono anche le immagini di queste persone che veramente si alzano presto la mattina, lo fanno tutti i giorni, e oggi con questa motivazione in più, la voglia di offrire il frutto di un'esperienza. Ecco, quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione di un evento così importante che ogni anno registra un successo sempre più crescente?
Sì, c'è veramente tanto lavoro, perché tieni presente che quest'anno siamo arrivati ad avere 300 espositori che arrivano da tutte le zone della Sardegna, quindi fare questo significa davvero intanto avere dei collaboratori che non mi stancherò mai di ringraziarli, che sono tutti soci del Consorzio Fisco Sulcitano, a quali davvero in queste giornate, ma in queste settimane e in questi mesi precedenti hanno fatto veramente un lavoro enorme per regalare, come dicevo prima, a questa città, questo territorio, questo bell'evento. Quindi un lavoro davvero capillare, di riuscire a portare tutte le produzioni, non soltanto del Sulcis, ma veramente ormai di tutta la regione. Ecco perché parliamo di Sulcis Gleziente Espone, ma una fiera che si è ritagliata davvero un'importanza a livello regionale. Nelle sue caratteristiche veramente vedere un'esposizione così vasta, una 2 giorni ricca di spettacoli coinvolgenti con artisti nazionali, regionali, è davvero molto importante, quindi sicuramente è quello che poi premia il nostro lavoro, vedere la città, la gente contenta, la gente che fa festa, e città Carbonia che veramente per 2 giorni sorride e fa festa tutta insieme. C'è stato un momento particolarmente emozionante e lo vogliamo davvero condividere con voi. Una promessa di matrimonio, lei all'oscuro di tutto, lui che quasi all'improvviso irrompe sul palco per regalarle l'emozione più bella della sua vita. Devo ringraziare Lucia Sunda che mi ha aiutato a costruire questo racconto legato a quello che era il fidanzamento ufficiale degli sposi in uno dei centri della nostra terra. Ma devo anche fare i migliori auguri a Stefano, a Isabella e al piccolo Antonio, che il prossimo settembre saranno una famiglia a tutti gli effetti. Io lo porto più avanti questa sedia, intanto perché vorrei la mia amica Lucia Sunda insieme a Isabella, e qui che cosa accadrà? Accadrà che lei, Isabella, si presta per fare in questo caso da sposa, ha un abito, come vedete viene accompagnata, per un abito quasi le facciamo intanto un bel applauso, la facciamo accomodare, però quest'abito ancora non è completo, serve qualcosa, poi continuiamo il racconto del fidanzamento. Cosa vedremo adesso, Lucia? Intanto voi che abito rappresentate? Allora, noi siamo di Porto Sant'Elena. La differenza fra gli abiti è solo del periodo storico, uno è antecedente all'altro. In questo momento vedremo quello che praticamente è la dote che di solito la suocera portava alla sposa. Quindi su buffino che ha Alessandro contiene i gioielli che faremo indossare a Isabella. E allora andiamo a vedere, quindi questo è una sorta di scrigno, come vedete, che è proprio emblema di un'arte, quella della cestineria, che è propria, insomma, di una Sardegna che produce bellezza anche in questo senso. Possiamo mostrare, ecco, anche il contenuto che adesso servirà per abbellire la sposa. La tua competenza, la tua passione ci regalano ogni volta una bella emozione, ma ecco, perché funziona così? Ma
tu sei la sposa che ovviamente vogliono far vedere. Fin qui abbiamo messo in scena una rappresentazione. Da questo momento è tutto verità. Io vi posso giurare, poi non piango mai ma a volte ho la lacrima facile, Isabella di tutto questo non sapeva, ve lo giuro, nulla. Continuavamo a parlare di questa promessa e abbiamo solo chiesto di prestarsi a questo gioco e loro si sposeranno davvero il 28 settembre, hanno già un frutto dell'amore perché avevano fretta, un tempo non si faceva così, Anzi, il prete puniva chi faceva le cose che avete fatto voi. E giustamente lui che è un artista si è sentito tagliato fuori e si è messo a piangere. Vi ridò ciò che è vostro e fra poco viene a cantare con me Sole e Luna, tra poco. Sole e luna, mare che lu, del canto senza schida, due anima de chida, fontana de abbaiara, di Satonzo e Custavina, quel fiore de montagna, verano in donzidie, sul tempo spennidore, asadonato a mie, sos sueños mi ostinazo, proides stagione, sos nares pro intendere, sos muscos de estos fiores, s'alluma, si studa, e ognuno sa candela, e nasce in donzidie, una noa spera. Sole e luna, mare che lu, gusto splendido, mistero, gioia, amore, amistade, in questa terra che la paga. Sole, luna, mare, sole, luna, mare, sole, luna, mare che lu. Que los claros, sin guarañetas ma tu devi splendere e certo non derugue, nasca con forza e oro, roisso sul fiore, caduso gios de amore, non ride che sul coro, su chi ti augurare, magari non l'intenda, sul tempo stilatare, che assume amore prenda, s'alluma, si studa, e ognuno sa candela, e nasce non si die una nuova spera. Sole, luna, mare che lu, gusto splendido, mistero.
Capita a volte che siamo pronti per un ballo ma manca chi lo accompagna, o meglio, sparisce. E allora abbiamo dato vita a questo momento anche divertente dove siamo andati alla ricerca di Silvano Fadda, compagno di viaggio straordinario in questa avventura che ci ha tenuto compagnia a Carbonia. Lo abbiamo trovato e insieme a lui ovviamente abbiamo accompagnato anche gli amici del gruppo folk San Sebastiano di San Mugheo. Scusate, ma davvero vi sembra normale che abbiamo un suonatore che dovrebbe accompagnare il ballo della piazza e secondo me sta scaldando i suoni? L'abbiamo messo sotto il sole, io adesso lo chiamo davanti a voi, cioè, non è possibile, perché se no continuano a fermarmi la processione. Adesso voglio sapere, sono curioso di sapere dov'è, perché adesso lo chiamo e vediamo insieme a voi dov'è questo ragazzo benedetto. Prepariamo già l'organetto perché come arriva gli accendiamo un suono, anche perché questo momento non dovete perdervelo, perché San Mugheo è un centro dell'Oristanese. Dove cavolo sei? Ma secondo te? Assolutamente sì, guarda, ti faccio sentire l'applauso, ma veloce, capisci? Mi ha detto, perché devo scendere giù? Vogliono di aspettare, perché lui sta aspettando su per accompagnare tutti i gruppi, capite? Capite perché io non arriverò come i miei compaesani, da uno dei centri della longevità, abbiamo avuto 6 centenari tutti presenti nello stesso momento. Io secondo me arriverò, adesso ho 35 anni, se arrivo a 40 e tanto. Questo è cos'è? Per l'augurio a superarlo o perché non credete che io abbia 35 anni? La seconda. Cattivi, cattivi che non siete altro.
Buonasera, sono io che faccio l'applauso a voi. Sarò brevissima, benvenuti, è veramente emozionante vedere in questi colori, in questi costumi la nostra tradizione di tutta la Sardegna qua riunita in questi colori su questo palco. Iniziamo la nostra estate così, ringrazio l'organizzatore, ringrazio Giuliano Marongiu e ringrazio tutti i presenti per essere qui e le associazioni che veramente hanno fatto questo sacrificio con questo caldo, con questi bellissimi costumi, e mi piace vedere che ci sono tantissimi giovani. Io spero che veramente siano i portatori di questo nostro prezioso valore culturale. Grazie mille a tutti voi. Siamo entrati e usciti tra i colori della sera e della notte, e questo spettacolo ha regalato davvero le stesse suggestioni nelle sue 1000 tonalità. A un certo punto è arrivato sul palco Giucas Casella, lo abbiamo presentato così, ma guardate che cosa è successo. Lui dice sempre: io non sono un mago, io non faccio magie, io creo occasioni di spettacolo. Chiedo alla gente di lasciarsi coinvolgere, di entrare in questo grande gioco, di giocare con me e di fare in modo che quello che facciamo insieme diventi una magia. Io gli voglio veramente tanto bene, vi chiedo di volertene anche voi. Giucas Casella! Eccolo qui! Bentrovati! Ciao Carbonia! Mossa di potere! Caro fratello, ti abbraccio! Come stai? Bene. Ti sudo tutto, Non ha importanza. Però no, aspetta, non mi è piaciuta la mossa di potere, erano ancora interdetti come ti hanno visto andare. Com'è che non fatevi fare le figure, ieri sera era Perugia, è stato un trionfo, e quando lui ha detto mossa di potere si è sentito fino a Francoforte. Anche perché porta bene. Vai! Mossa di potere! Perfetto. Bene, io sono qui per giocare con voi, per farvi divertire e soprattutto stupirvi con alcuni esperimenti. Io voglio vedere questo anfiteatro tutti con le mani incrociate e portarle sulla fronte. Grazie, ma tutti, vi porterà tanta fortuna. Partecipate tutti perché proverete questa bella sensazione. Alcuni di voi proveranno questa bella sensazione, ma tutti voi con le mani incrociate. Tutti, grazie. Laggiù in fondo, tutto l'anfiteatro, grazie. Grazie, ci siamo quasi, voglio vedere tutti voi con le mani incrociate. Grazie. Da questa parte, grazie. Tutti con le mani incrociate sulla fronte, ci sono io dal vivo. Qualcuno di voi vi porterà anche fortuna. Siamo una grande famiglia, vi prego vivamente, tutti. Stringete bene le vostre mani, ancora, stringeteli bene, io vedo questo vuoto qui, grazie signori, signori, anche voi, grazie, con le mani incrociate sulla fronte, vi darà tanta energia, perfetto, ci siamo, mi mette la base? Ascoltatemi attentamente, stringete bene le vostre mani, stringeteli bene sulla fronte, voglio vedervi, stringeteli bene, ascoltatemi attentamente, le vostre mani si legano, si saldano sempre di più, si legano sempre di più, si saldano sempre di più, io conterò da 1 fino a 3, e chi sentirà le sue legate le lasci legate, penso io a slegarle, e la persona accanto di non disturbare. Stringete bene le vostre mani, ancora, si legano sempre di più, si saldano sempre di più, 2, si legano sempre di più, si saldano sempre di più, si legano sempre di più, si saldano sempre di più. Io prego vivamente chi sentirà le sue legate di lasciarle legate, di non sforzarle, pensano io anche a distanza di slegarle, e la persona accanto di non disturbare. Si legano sempre di più, si saldano sempre di più, si legano sempre di più. Attenzione prego, ripeto per l'ultima volta,
Ripeto per l'ultima volta, chi sentirà le sue mani legate, le lasci legate. Penserò io a slegarle e la persona accanto di non disturbare. Si legano, si saldano, si legano, si saldano sempre di più, si legano sempre di più, si saldano sempre di più, si legano sempre di più. 3. E adesso si alzano dal posto, piacere di alzarsi dal posto con le mani legate. Prego signora, stia tranquilla. Gianfranco, mi deve guardare adesso. Ecco così, così mi guardi, così le stacco le mani. Mi guardi, io tocco le sue mani e quando io tocco le sue mani si slegheranno senza difficoltà. Mi guardi? Perfetto. No, grazie a lei. Non di saltarmi. No, tranquillo. Tutto bene? Stia qui, stia qui, stia qui. Se abbandoni, non perdere il equilibrio. Mi dai una sedia? Una sedia ragazzi, gioca una sedia. Si abbandoni? Le tue mani si possono slegare e le dorme tranquillamente, 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 in un sonno profondo, in un sonno profondo, in un sonno profondo, si abbandoni tranquillamente. Sempre di più, aumentano i ginocchi, cammina, capisci, non tira, e tira per tutto, ci sono anche le zanzare qui, vai, le zanzare, la capisce che fastidio, è piena di ginocchi, la capisce, la camicia che è piena di ginocchi, togli sta camicia che poi, se ce lo fate, tutti i bottoni, no,
Ascoltami. Devi collaborare al massimo, va bene? Ascoltami. Guardami. Perfetto, così. Io conterò da 1 fino a 3. Al numero 3 sentirai gli occhi stanchi e li chiudi. E non perdere l'equilibrio. Non perdere l'equilibrio. 1, 2. Abbandonati, ma non perdere l'equilibrio. Abbandonati. Occhi stanchi 3. Perfetto. Ascolta la musica e la mia voce. Adesso io toccherò il tuo corpo e diventerà duro e rigido, come una statua, completamente dura e rigida, una statua, una statua. Una statua. Completamente dura e rigida, una statua. Completamente dura e rigida. Il tuo corpo si spezza ma non si piega. Naturalmente ha ceduto la sua volontà volontariamente, è un soggetto straordinario. Ecco la Catalessi che ultimamente ha fatto grande scalpore con Francesca Cipriani. Alza questa gamba rigida e non perdere l'equilibrio, lentamente. Ancora, 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 ancora. Ancora, stop. Abbassa lentamente. Ancora, ancora, ancora. Perfetto. Io ritocco il tuo corpo e diventa più rigido. Si spezza ma non si piega. Dura e rigida. Dura e rigida. È incredibile ma vero! Brava! Oh! Wow, come sei bella! Sei bellissima! Come ti chiami? Non mi beccare? Ah, Margherita! Che bel nome che hai! Senti Margherita, non mi fare brutta figura. Ti prego. Io tenterò di portarti in Catalessi. Va bene? Però se fate voi le galline me la distraete. Allora, Margherita, guardami. Guarda. Brava così.
Guardami ancora così, brava, perché ti porterò in catalessi. Dura e rigida. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Dura e rigida. E ti sveglierai solamente quando lo dico io. Dormi tranquillamente così con gli occhi chiusi. Brava. Brava Margherita. Guarda gli occhi chiusi, è pazzesco. Margherita, rilassati, perché io conterò da 1 fino a 3. Chiudi gli occhi di nuovo, al numero 3 ritornerai normale come prima. 2. Abbiamo pensato di omaggiare questa tua presenza qui a Carbonia con un artista che ha fatto per te tutta a mano una ceramica. Grazie. Dove praticamente il ricordo di questa serata e soprattutto della città di Carbonia con questo favoloso pubblico porterai, credo, con te a casa tua un ricordo straordinario per quello che ci hai regalato. Grazie di cuore. Siamo arrivati alla fine di questo racconto dove abbiamo voluto in qualche modo riavvolgere il nastro di un'esperienza. Voglio ringraziare gli amici del Consorzio Fieristico Sulcitano, il Comune di Carbonia, tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione, la Regione Autonoma della Sardegna. È stata un'occasione per ritrovarsi, per stare insieme, per vivere del bello che il Sulcis e l'Iglesiente offrono in ogni occasione. Quando vai e catturi le bellezze del paesaggio, quando vai e ti ritrovi dentro il cuore della sua gente. Ci vedremo il prossimo anno e ci lasciamo con un momento musicale. Grazie di essere stati con noi. E sono sempre contento e sul tempo sgarano pensando assai intesa di che finivi in bellezza. Sempre curva las cosas con canti cose sono salvente invidiosa adesso osa amigos bonos a tutta bisonzosa un pitti cordonos al ligro canta canta.
Grazie davvero.